ha detto Grillo, bisogna che ci riprendiamo la democrazia. Adesso c'è la triplice, ha definito così la maggioranza che governa il paese, i tre partiti che sono alla guida del paese. Nel 2015 qualsiasi governo vada su è già morto, perché con il Fiscal Compact, che è già in vigore, dovremo firmare 50 miliardi, trovare 50 miliardi. Cosa devo dire? Grillo è quello che ha fatto una campagna elettorale dicendo che bisogna stare vicino agli immigrati, che sono una grande forza lavoro per il paese, noi siamo un paese aperto, e poi 2 settimane fa ha redarguito anche in modo abbastanza violento e inusuale i suoi senatori che hanno proposto l'abolizione del reato di immigrazione clandestina. Grillo è quello che ha fatto una campagna elettorale dicendo la prima cosa che faremo è cambiare il Porcellum, quindi contro Calderoli il Porcellum e così, salvo poi 2 mesi fa dire il Porcellum è la migliore legge che c'è. Grillo è stato quello che 2 o 3 mesi fa ha detto mi fido solo di Napolitano, è il mio garante, il mio presidente, persona straordinaria. Oggi ha usato toni anche sgradevoli in politica. No, poi andiamo, l'impeachment in Italia non esiste, è una cosa che esiste negli Stati Uniti. In Italia esiste la messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica. E la motivazione è il grave attentato alla Costituzione. Sì. Ora, uno può essere d'accordo, non d'accordo se Napolitano ha chiamato la maggioranza, la minoranza, Tizio, Caio, Sempronio a parlare di legge elettorale, ma io vorrei capire da Grillo dov'è il grave attentato alla Costituzione. Come sempre, e ci caschiamo tutti, in primis io, Grillo va lì, spara delle fesserie, utilizzando una parola così, ma mi verrebbe un'altra in mente, per un'ora, e noi tutti ci caschiamo. Vabbè, ma lei è in maggioranza e Grillo è all'opposizione, quindi infatti, è giusto che abbiate opinioni dopodiché io sento Grillo anche che diametralmente dice opposte, i nostri ci stanno fregando, i nostri non ci fanno passare un emendamento. Guarda, io sono in Commissione Finanza con i 6 colleghi del Movimento 5 Stelle, si lavora benissimo, non bene, si lavora benissimo. In commissione si va d'accordo, si decidono insieme, certo, ognuno ha le sue posizioni, ma funziona tutto perfettamente. Dove sono autonomi è tutto perfetto. Si vanno in aula, dove evidentemente sono telecomandati, non so da Grillo, da Casaleggio o da chi altro, e lì succede la baraonda. Questo, per quanto mi riguarda, è Grillo. torniamo.